Buongiorno ragazzi, dunque oggi siamo qui a fare palestra, stiamo tradendo diciamo la gravel per fare un po' di palestra qui in Treviso Stiglia. Ah, ci siete cascati, vestito così effettivamente non potevo reggere il gioco. Allora abbiamo fatto già i primi 10 km da Treviso Stiglia, siamo quasi arrivati a Treviso dove farò una breve colazione mattutina, giornata veramente fantastica e soleggiata, si prevede anche molto calda. Allora oggi ho pianificato un giro di 200 km, sarà il primo lungo del 2024, dunque faremo un bellissimo giro che non voglio spoilerare, ma saremo diciamo sul Trevigiano, andremo un po' sul Vicentino per poi fare un giro ad anello veramente fantastico. Bene, mettiamoci un po' i macchinari per scaldarci. Scherzavo, ripartiamo, rimettiamoci in sella e andiamo. Ragazzi, fatta la colazione da campioni, siamo usciti da Treviso e abbiamo attraversato Villorba e Ponzano, le strade secondarie, nulla di diciamo di speciale, ecco, e adesso siamo in mezzo alle campagne trevigiane. Siamo quasi arrivati a Volpago, quello che vedete lì in fondo è il Montello. E tra un po' prenderemo la ciclabile, la Tradotta. Abbiamo circa 4 km di tradotta da fare, questa bellissima ciclabile che è parallela alle colline, al Montello insomma. Dunque siamo in direzione Montebelluna, poi faremo Montebelluna, Caerano e Caselle d'Asolo. A Montebelluna non siamo passati per il centro, ma l'abbiamo attraversata per le sue fantastiche ciclabili naturali e adesso, come dicevo prima, ci dirigiamo verso Caerano San Marco per poi andare a Caselle d'Asolo. Ragazzi, siamo a un quarto del percorso, alle mie spalle avete le colline del Prosecco, fantastiche, e dunque facciamo una prima analisi di questa prima parte. Beh, la temperatura è fenomenale, almeno fino a quest'ora qui si sta veramente bene, e dunque il tracciato praticamente è veramente molto misto, ma prevalentemente in asfalto, tra ciclabili e strade secondarie, senza traffico, senza macchine, senza pericoli. I tratti di sterrato sono veramente velocissimi e niente che dire. Adesso comunque siamo tra Caerano e Caselle d'Asolo, poi arrivati a Caselle si procederà verso Bassano del Grappa. State buoni. A fare un po' di salitina, dai, sui colli asolani.
Siamo al 70° chilometro, siamo arrivati a Mussolente, abbiamo attraversato diciamo un po' la parte collinare, parte del Colle Asolani e di Fonte Alto, tra salitine prese comunque abbastanza facili e non complesse, insomma, fattibili da tutti, sia salite in asfalto che in sterrato. Allora qui ci troviamo a Mussolente, questo è praticamente il torrente Volon. Praticamente questo è un torrente che viene alimentato dalle falde del Grappa ed è il torrente ovviamente di Mussolente. Guardate che spettacolo! Siamo quasi arrivati a Bassano. Ponte Vecchio, visto e rivisto 50 volte, però è sempre bello rivederci e ripassarci. Mi raccomando però sempre il passaggio a piedi qui, mai in bicicletta, attenzione perché è vietato, portiamo rispetto anche per i pedoni. Partiamo adesso per Marostica. Andati anche a Marostica. Bassano Marostica è veramente un attimo, ci si arriva veramente velocemente. Dietro le mie spalle avete il castello inferiore, mentre sopra c'è il castello superiore. Questa piazza è famosissima perché ogni 2 anni si svolge la partita a scacchi con esseri viventi, praticamente vestiti a tema. Bene, adesso ripartiamo e dovremmo arrivare a Bolzano Vicentino. È ancora lunga, non siamo ancora a metà percorso, dunque bisogna muoversi. Siamo al 100° chilometro, dunque siamo a metà percorso. Dunque da Marostica fino a Sandrigo, che è prima di Bolzano Vicentino, sono tutte strade secondarie. Dopo chilometri e chilometri di strade secondarie asfaltate super veloci, adesso siamo sull'argine dell'Astico, che praticamente nasce in parte nel Trentino e poi arriva fino a, diciamo, quasi nel Vicentino, insomma. Adesso questa parte qui ci porterà fino a Quinto Vicentino per poi girare verso Vicenza. Al 120° chilometro abbiamo passato sia Bolzano Vicentino che Quinto Vicentino, siamo ancora in mezzo alle campagne vicentine ovviamente e ci stiamo dirigendo verso Vicenza. Siamo arrivati a Vicenza perché stanno cominciando queste ciclabili che sono una più bella dell'altra e niente, adesso arriviamo a Vicenza. Ci facciamo uno spuntino e poi si riparte. Siamo arrivati in Piazza dei Signori a Vicenza dopo 130 km circa. Allora, cosa dire? Dunque, quest'ultima parte da Marostica fino a Vicenza è stato, vabbè, un misto tra strade secondarie, tra ciclabili, anche se effettivamente il percorso dell'Astico o del Tesino, adesso non ricordo bene, che era molto erboso, è stato veramente molto ostico, comunque insomma è stato bello ugualmente.
Siamo al 140° chilometro, ce ne mancano più o meno una sessantina per completare l'anello. Qui alle mie spalle avete il fiume Bacchiglione e siamo arrivati a Longare. Adesso tra un po' procederemo ancora diciamo per un sentiero circa per un po' di chilometri e poi si procederà per prendere la Treviso-Ostiglia fino a Silvelle. Però attenzione che poi farò una piccola deviazione a Silvelle. A dopo. Siamo sulla ciclovia Treviso-Ostiglia e stiamo tornando verso casa. Come dicevo prima, però prenderò una deviazione a Silvelle di Tre Baseleghe. Vabbè, comunque è ancora lunga, dai, per chiudere l'anello. Vabbè, dai che voliamo su questi drittoni. Allora mi sono fermato da Cristoro Ostiglia, bevuto un caffettino e adesso si riparte verso casa. Questo è il caffè che ti dà, diciamo, l'ultima botta di energia per affrontare gli ultimi chilometri. Siamo al 189° chilometro, ci manca poco per chiudere l'anello. Adesso stiamo facendo il percorso ciclo pedonale dei Quattro Mulini. Dai che andiamo avanti, arriviamo a Scorzè, poi si torna, chiudiamo l'anello. Conclude qui praticamente il giro, l'anello. Abbiamo chiuso con 200 km tondi e 600 di dislivello. Giro entusiasmante, la traccia la trovate in descrizione del video, che ovviamente metterete pollice in su, cioè mi piace, mi raccomando, e soprattutto iscrivetevi al mio canale Non Solo Gravelandre e visitate i miei profili Instagram e Facebook Non Solo Gravelandre sempre. Bene, con questo chiudiamo il video e ci vediamo alla prossima. Ciao!